Benvenuti da Andrea Candelaresi per una nuova sfida allo Sbardella, dove il Giardinetti, alla più completa ricerca di certezze, affronta una delle squadre più in forma del momento, ovvero l'Atletico Cervaro di mister Fargnoli. Parte subito il Giardinetti in avanti, attenzione, il lancio è lungo, non ci arriva nessuno, arriva addirittura in porta, ma Teoli devia in angolo. Attenzione dal corner a cercare la deviazione vincente, arriva ma finisce fuori. Adesso risponde l'Atletico Cervaro, attenzione Prisco, ruba molto bene il pallone sulla tre quarti, poi serve il Yeli Canin che scarica il mancino, la risposta di Maglione. Ancora il Cervaro a manovrare nella tre quarti avversaria, è buono il lancio di Cicala per Prisco, scarica il destro, ancora Maglione. Giardinetti in avanti adesso sull'out di sinistra, si accentra molto bene, serve De Nigris che la stoppa, poi prova il tiro, la risposta del portiere Teoli. De Nigris, palla al piede, lotta sulla fascia di destra, poi sterza molto bene. Serve benissimo Oriachi che la prova di testa, fuori di un soffio. Dico Cervaro in avanti, il cross è per Prisco, ci arriva però il difensore, poi il tiro di Giulini, finisce fuori. Oriachi resiste molto bene alla carica su di lui, può entrare in area, lo fa, scarica il mancino, fuori di pochissimo. Atletico Cervaro riversato in avanti, adesso il pallone ancora è per Yeli Canin che ci prova ma senza riuscirci. Addirittura la conclusione in porta, Maglione più lontano che può, poi il pallone viene messo a terra da Pascarella che tira, la respinta di Maglione, poi il tiro di Bove che la mette dentro ma tutto fermo, per l'arbitro è fuori gioco. Grillo serve molto bene il compagno, 1-2 perfetto, Grillo ancora lui pensa alla conclusione, poi ci prova, respinta dalla difesa, non è finita però, attenzione, la rovesciata addirittura, la traversa, viene scheggiata e poi finisce fuori. Grillo tenta la conclusione, la sblocca lui, è entrato da pochissimo ma ci pensa lui a risolverla, 1-0 per l'Atletico Cervaro. Giardinetti ancora in avanti alla ricerca del pareggio, attenzione a Conti ci prova fuori per una questione di millimetri. Ancora Giardinetti, attenzione all'ultima occasione, il palo clamoroso, non c'è nessuno sulla ribattuta, veramente un palo clamoroso questo, poi Palombi ci prova ma è finita, non c'è più tempo, il Giardinetti non riesce ancora a fare punti in casa ma comunque ha lottato fino alla fine anche questa volta.